Ok, siamo arrivati all'agriturismo per Daniedda. Da qua praticamente, a quanto sembra, qua è tutto deserto. Guardate solo che razza di posticino. Come dice questo cartello, di qua si va allora Satellura 0,50, su Barracconi un'ora, Miniera Arenas un'ora e 40, a piedi ovviamente. Io adesso penso di salire ancora un pezzettino con il pick up per questa strada qua, che so già che sarà bruttissima, ma ce la dovrei comunque fare. Questo per evitare di farsela in bici, diciamo, pezzo brutto. E poi niente, da là sopra praticamente dovrei andare in direzione della miniera d'Arenas con molta prudenza, perché qua sono sicuro che non ci sarà proprio nessuno. Questo è l'agriturismo, come si può ben vedere, è tutto deserto. Evidentemente non c'è molta clientela di questo periodo, quindi lo tengono chiuso. Ci sono anche degli evidenti lavori da fare. Ok, proseguiamo. Questo è l'itinerario. Devo andare in direzione miniera d'Arenas. Ok, signori, siamo qua. Dopo una salita disastrosa in mezzo ai sassi, in cui ho anche dato un passaggio a una coppia, un ragazzo con una ragazza che volevano andare a vedere la cascata di Piscina Irgas, ma hanno rinunciato dopo i primi 100 metri. Adesso mi appresto praticamente ad andare verso la zona di questa qua sul cartello: Satellura, su Barracconi, Miniera Arenas, 1 ora e 10. L'itinerario sarebbe quello di Miniera Arenas, e poi dovrei ritornare indietro da una variante che si prende sempre da qua. Mentre la cascata è Piscina Irgas Orida, 1 ora e 10. Comunque mi sono tutto attrezzato di tutto punto per forature e roba del genere, e ora vedremo un attimino. Io qua ci sono sempre venuto in moto, ma notare la desolazione. La strada è veramente terribile, qui non c'è nessuno, quindi questi giri sono belli, ma vanno fatti con un po' di prudenza. Comunque andiamo, va? Solitudine estrema. Di là c'è la sbarra, adesso passiamo oltre la sbarra e ci infiliamo su di là. Ok, siamo arrivati nella zona del passo di Satellura. Questa zona qua si trova niente meno che, come dice il cartello, 815 metri sul livello del mare. Il cartello indicatore indica Miniera Arenas un'ora in questa direzione, e qua c'è i ruderi anche di una che fu la residenza estiva molto tempo fa, ovviamente. Come dicevo, molto tempo fa questa fu niente meno che una residenza estiva dei proprietari della miniera. Qui vicino c'era la miniera di Perdaniedda, appunto. Perdaniedda in sardo sta per indicare pietra scura, perché si estraeva praticamente della magnetite, se non sbaglio, che sarebbe appunto un minerale da cui si ricavano degli ossidi di ferro, da cui appunto ferro, calamite e quant'altro. Questo comunque sono i ruderi praticamente dell'abitazione degli ex proprietari della miniera. Ormai è rimasto più niente, tutto completamente diroccato, come si può ben vedere. C'è da dire che questa era comunque una zona molto isolata e difficile da raggiungere. Io stesso, per venire su con la macchina, ho faticato da un poco al punto di inizio del giro. Ok, lasciamo questi ruderi e proseguiamo in direzione Miniera Arenas, guardando bene i bivi, perché qua in realtà ci sono un sacco di deviazioni che non sono segnalate, e il rischio di sbagliare il sentiero e finire chissà dove è abbastanza elevato, quindi meglio stare molto attenti. Facciamo che seguire i cartelli principali. Dovrebbe esserci un percorso, un itinerario che scende attraverso un sentiero nel bosco, però non so se riesco a prenderlo, vediamo un attimino. Per adesso andiamo in direzione Miniera Arenas, che è segnato chiaramente come un'ora di percorrenza, quindi è più fattibile. Ok, si continua. La cosa bella è che si pedala in un fitto sottobosco di alberi di leccio, credo.
non fa per niente caldo, a parte che siamo a 800 metri e quindi non fa per niente caldo. Il panorama, cioè il posto merita, è molto bello. La strada fin qua è abbastanza praticabile, pedalabile, insomma, con un po' di sassi, ma niente di che. Comunque dritti di qua dovremmo arrivare fino alla miniera d'Arenas, a un'ora di cammino a piedi. Ovvio che in bicicletta ci si impiega di meno. Comunque il percorso è questo, adesso pian piano andiamo giù. L'interessante è che non vado a bucare, più che altro, perché il rischio più grosso è sempre quello delle forature. Percorso molto sassoso, tanto andiamo giù pian pianino, senza fretta. Riu Perdumarras 030, Miniera Arenas 040. Su Baracconi 760 metri. Questi itinerari sono veramente bellissimi. C'è un fresco indicibile qua sopra, qua sotto. Davvero non si sente minimamente caldo. Posto desolatissimo, perché è desolatissimo, c'è nessuno. Come mi aspettavo del resto di non incontrare nessuno. Adesso si tratta di capire l'itinerario principale. L'itinerario principale per la Miniera Arenas è quello che indica il cartello. Quello che indica il cartello, quindi di qua. Però il Riu Perdumarras è un altro itinerario che va sempre a finire la Miniera Arenas, però è una deviazione che passa da un'altra parte. Devo capire da dov'è che si va. Comunque, adesso proseguiamo e vediamo qual è l'itinerario giusto. Credo che sia di questa direzione comunque. Ok. Eccoci un altro bivio con tanto di cartelli. Punta Perdumarras 020, Rio Perdumarras sono ore 10. Questa deve essere una variante 330 Miniera Arenas, invece si va in questa direzione. Penso proprio che farò quella. Rio Perdumarras 030, Miniera Arenas 040. Dovrebbe essere questo bel sottobosco che c'è di qua, che arriva alle sabbie della miniera di Arenas. Comunque 40 minuti in discesa e poi posso ritornare su dall'altra parte facendo il sentiero più scorrevole, che sarebbe la strada che avevo visto prima. Penso proprio che farò questa qua. Rio Perdumarras 030, Miniera Arenas 040. Ok, proseguiamo. Devo ricordarmi bene i bivi, perché qua c'è tutta la segnaletica, ma bisogna stare attenti. Comunque il posto qua è fighissimo. Sono in un sottobosco fitto di alberi di leccio, proprio una foresta. Sembra incredibile che ci siano posti del genere qui in Sardegna. Qui c'è la segnaletica comunque. Adesso la direzione che prendo io è questa qua, Rio Perdumarras 030, Miniera Arenas 040. Andiamo giù di qua. Speriamo bene di non trovare piante spinose anche, ma sembra che comunque si avanza su una specie di tappeto di fogliame, ma non mi pare ci siano rovi o roba del genere. Allora, questo è il percorso. Questo è il percorso che va giù. Ok, proviamo di qua, vediamo come butta. Ho appena abbandonato un fondovalle dove evidentemente passa un rio che è terribilmente sassoso. Adesso qua sono sul sentiero 330 che dovrebbe portare verso la miniera d'Arenas, ma c'era scritto che era pedalabile, ma se questo qua per i sardi è pedalabile, allora auguri. È un sentiero veramente terribile. Adesso questo qua è un sentiero che si stacca ed è segnato, quindi forse sarà un po' meglio dell'altro, ma il fondovalle del rio era molto sassoso e veramente difficile da fare. Infatti l'ho fatto prevalentemente a mano per evitare rischi, perché è inutile rischiare per niente.
Comunque adesso proseguiamo di qua, siamo nel sottobosco fitto, se non altro non fa caldo, e vediamo un attimino come va il resto del giro, sperando di non dover tornare indietro per la stessa strada perché sennò è un casino. Ok, non so quanti chilometri posso aver fatto, ma si fa poca strada in questo modo. Ok, continuiamo. Sono appena uscito da una terribile pietraia e adesso il sentiero sembra che si apre e sembra un po' più praticabile. Non so a quanta distanza possa essere dalla miniera di Arenas, comunque ormai tanto non potrei neanche più tornare indietro, quindi devo proseguire per forza. Ho fatto soltanto 5 km comunque, quindi se il percorso totale è 17, avrò da penare ancora 3-4 km forse. Ma comunque continuiamo. Ecco un altro segnale che indica che la miniera di Arenas dista da qua 10 minuti, meno male, cominciavo a sperare di arrivarci. Comunque il percorso segnato del sentiero è giusto, però la prima parte del fondovalle di Perdumarras è terribile, pedalabilità a zero, sono tutti sassi, in certi punti sembra addirittura scavato dai cinghiali, per cui per evitare anche il rischio di bucare roba del genere me la sono fatta a piedi. Poi il sentiero diventa un po' più scorrevole, si dovrebbe sbucare la miniera d'Arenas appunto sempre sul 330. Il percorso qua, se sono 10 minuti a piedi, praticamente siamo già arrivati, credo. Poi da lì dovrò risalire su per il villaggio minerario di Tinì e rifare l'altra variante migliore che usa la forestale per congiungermi di nuovo con la zona di sopra. Anzi, è meglio che mi muovo perché qua il tempo passa in fretta. Ma qua il sentiero sembra che sia decisamente meglio. Dovremmo già essere quasi praticamente arrivati, credo. Infatti mi sembra di vedere gli scavi proprio là dietro. Tinì e là sopra. Qua praticamente sì, possiamo andare dritti. Ok, dopo questo infernalissimo percorso siamo finalmente arrivati, tra virgolette, in una zona più civilizzata. Dico tra virgolette perché in realtà non ce ne sono neanche qua. Qui comunque ci si può arrivare con l'auto, a differenza di dove sono passato io, che è assolutamente improponibile. Qua siamo nella miniera di Arenas, al di sotto di una grossa laveria che avevo già visto qualche giorno fa. Qui nei dintorni ci sono dei grossi banchi di sabbia, poi ci sono tutti i soliti scavi. Adesso dovremmo sbucare dalla strada che ho filmato l'altro giorno. E infatti eccoci qua. Oh, siamo arrivati. Per Daniele da 1 ora e 40 esattamente. Qua ci eravamo passati l'altro giorno e rieccoci qua. Beh, se non altro ho scoperto che il sentiero è giusto, è segnato esatto. Adesso vabbè, tralasciando di andare sulla laveria che l'ho già filmata l'altro giorno, prendiamo praticamente per il villaggio minerario di Tinì da quella direzione là, e poi dobbiamo fare di nuovo la strada che ci riporta al punto di partenza. Ok, avanti. Un cavallo. Allora qualcuno c'è il cavallo.
Adesso qua ci attende un bel pezzetto di salita e andiamo su a Tinì, che dovrebbe esserci la caserma della forestale. Beh, il posto è bellissimo. Adesso qua c'è la salitona in terra. Mettiamo subito le ridotte. Su di qua si arriva alla caserma della forestale, per l'appunto. Questo è il villaggio minerario di Arenas, che è stato ristrutturato, ma però è tutto completamente disabitato. Hanno fatto dei grandi lavori qua per mettere a posto. Adesso ci facciamo questa bella salita in cemento che porta su al villaggio minerario di Tinì e ci vediamo anche gli edifici che ci sono qua in questo bel bosco. Posada di Arenas. Questo qua sarebbe una struttura ricettiva probabilmente, però l'hanno messa a posto, ma dato l'isolamento del posto niente di più probabile che ci passi ben poca gente fin qua. È un vero peccato però, perché è un'oasi di natura davvero incontaminata. Questa è la chiesa in stile gotico, tutta ristrutturata. Davvero bella. Ragazzi, ci troviamo dentro la chiesa del villaggio minerario di Arenas. L'hanno ristrutturato, è rimasto questo modesto altarino. C'è il collegamento dell'impianto elettrico, ma probabilmente la corrente non c'è. Davvero bello. Molto suggestivo. Di qua che cosa c'è? Niente. Hanno comunque rimesso a posto tutto. Qua c'è persino un confessionale. Hanno fatto un bel lavoro, complimenti. Lasciamo tutto in ordine come l'abbiamo trovato. Questo era il villaggio minerario di Arenas. Questi edifici non sono stati ristrutturati. Hanno speso dei bei soldi a mettere a posto il resto, però l'idea era di creare una specie di villaggio residenziale in mezzo alla natura, probabilmente. Però sono stati ristrutturati gli alloggi, ma non li ha utilizzati nessuno. È di fatto un villaggio fantasma. Ed è un vero peccato, perché questa zona qua è veramente uno spettacolo a livello naturalistico. Siamo in mezzo alle foreste. Qui hanno creato delle specie di residence praticamente, eppure tutto in abbandono. Un vero peccato. Tutto chiuso e tutto in abbandono. Ok, proseguiamo verso Tinì. Andiamo a cercare la via del ritorno verso l'auto. Ok, abbiamo conquistato la località di Tinì, che si trova credo a circa 700 metri. Qua non so adesso di preciso se c'è... Pensavo ci fosse una caserma della forestale. Sembrerebbe un punto abitato, perché ci sono i fiori, il giardino è tutto curato. Non saprei se è abitato oppure no. Comunque sicuramente è frequentato, qualcuno qua ci viene. La forestale non si vede. Qua c'è una specie di vasca.
praticamente da qua Campospina, Regratius, Marganai. Ci sono delle altre indicazioni che portano da qualche altra parte, 324, però tanto è tutto sbarrato, non mi sembra che sia accessibile questo portone. Di qua si va giù alle grotte di San Giovanni. Comunque questa vallata qua è veramente incredibile. Qua c'è un tabellone illustrativo, non c'è la mappa però. Cervo sardo, il posto è bellissimo comunque, veramente incredibile. Adesso praticamente in un'oretta di pedalata, forse anche meno, dovrei riuscire a tornare fino alla zona più o meno dove ho lasciato la macchina, dove c'è l'agriturismo per Daniele. Ma non riesco a capire se qua c'è un altro itinerario oppure no, perché vedo che qua comunque è chiuso. Sì, è chiuso col lucchetto, quindi non è accessibile. E niente, qua l'opportunità sarebbe di scendere giù verso le grotte volendo, però il percorso che faccio io è quello che riporta verso l'agriturismo, il più veloce. Cioè, anche se in realtà di qua la strada sarebbe tutta discesa, solo che poi quando si arriva al bivio per l'agriturismo per Daniele, lì bisogna fare tutti i tornanti in salita, è un po' lunga arrivare fin là. Mi conviene passare da qua che sono già in quota e faccio meno dislivello. Comunque bellissimo posto. Ok, ci accingiamo a riprendere la pista che ci porterà al punto di partenza. Questa qua dovrebbe essere più pedalabile probabilmente, perché il canale che ho fatto prima era veramente una roba davvero esagerata. Adesso prendiamo questa pista forestale rigorosamente chiusa col lucchetto e torniamo al punto di partenza. Questa pista è molto più pedalabile, va? Certo, il pezzo che ho fatto prima a mezzo ai sassi era veramente terrificante. Se qua è più o meno così va bene. A piedi danno un'ora di percorrenza, a occhio e croce se sono 6 km, se danno un'ora di percorrenza a piedi, più o meno in bicicletta mezz'ora, 3/4 d'ora al massimo dovrei essere là. Ma avanza ancora tempo per vedere qualcos'altro, salvo inconvenienti, forature eccetera eccetera. Questo è molto godibile come percorso, al massimo me ne ricordo per la prossima volta. Poi la cosa bella è che non fa assolutamente caldo qua sopra, c'è un fresco veramente paradisiaco. Comunque mi pare che ogni tanto qualcuno in auto qua ci passa con i fuoristrada, probabilmente saranno gli agenti della forestale che vengono a fare dei controlli. Là sullo sfondo si vede la laveria di Gennecarru, dove sono andato l'altro giorno, nonché i vari banchi di sabbia dove siamo andati a sbucare l'altra volta nel giro di oggi. Sì, ci sono dei banchi di sabbia là. Là dietro c'è Flumini Maggiore, quella appunto è la laveria di Gennecarru. E adesso riacquisto di nuovo quota fino a 800 metri circa e mi avvicino di nuovo al punto di partenza. Il giro che ho fatto prima passava nel fondovalle al di dietro di questa montagna. Seguivo praticamente il corso di un canale, praticamente di un corso d'acqua. E niente, siamo qua. Adesso ritorno al punto di partenza e tanti saluti. Ho cantato vittoria troppo presto. Pensavo che fosse sassoso, cioè fosse abbastanza pedalabile, invece devo dire che è abbastanza sassoso. Venire su di qua in moto devi essere già di quelli bravi, Comunque di qua il panorama è favoloso, ma addirittura si vede persino il mare. Pazzesco, ragazzi, che posto. Laggiù c'è la laveria di Gennecarru, villaggio minerario di Tinì, e sullo sfondo si vede addirittura il mare della Costa Verde, bellissimo. Là ci sono dei banchi di sabbia
E laggiù in fondo si intravede addirittura Flumini Maggiore, ma pensa te. Eh sì, quello è il paese di Flumini Maggiore, quello laggiù della vallata. Meraviglioso. Veramente meraviglioso. San Benedetto invece è da quella parte, in quella direzione. Bellissimo. Ok. Oh, finalmente un po' più di terreno pedalabile. Qua su ci sono addirittura delle felci, bellissimo. Sempre molto fresco, ventilato, proprio il clima ideale. Peccato per le zone sassose che bisogna per forza portare la bicicletta a mano. Comunque, se non altro nelle zone dove si può pedalare si risparmia un po' di tempo. Del resto questo sarebbe un itinerario da fare a piedi, per cui... Solo che 18 km a piedi, insomma... Non sto se rendo l'idea, non è proprio il massimo. Mi trovo in un'area boschiva a un'altezza di 829 metri, Punta Perdum Arras, come è scritto qua. Qua è un ambiente, credo che sia un bosco di leccio. Gli alberi qua sono veramente, sono alberi che sono qui da un bel pezzo, addirittura sono ricoperti di muschio. C'è un ambiente incredibile che non saprei neanche definire. Mai visto una cosa del genere. Da noi il muschio fa soltanto nel lato esposto a nord degli alberi. Qua invece sono tutti alberi muschiati. Incredibile. Paesaggio veramente pazzesco. Praticamente in questo giro non ho incontrato nessuno. Adesso sono quasi al termine del percorso, facendo un giro d'anello, e devo ritornare alla macchina per poi caricare la bici e andare giù, che mi attende un pezzo di strada abbastanza brutta da fare col classico sottobosco che si trova in montagna, però non nelle montagne da noi, perché questi qui sono alberi della macchia mediterranea. In montagna da noi o in collina non si trovano alberi di questo tipo, ma alberi diversi. Comunque è un ambiente veramente primordiale, potrei dire. Penso proprio che la Sardegna delle popolazioni nuragiche fosse qualcosa del genere. Boschi fitti di leccio e nessuno intorno. Non ho incontrato una sola persona durante tutto il giro. Sono partito alle 12 meno un quarto, adesso sono le 3:30. Ho macinato quei 18 km del percorso circolare, adesso niente, torno verso la macchina. Bellissimo sottobosco. In tutto il giro non ho incontrato nessuno, ma proprio neanche un cane o un gatto, proprio nessuno. Pazzesco. Questa è proprio la parte di Sardegna che la gente normale non conosce. Ok, qua siamo quasi arrivati al bivio dove c'è il segnalino. E poi se non sbaglio c'è il segnale con l'indicazione. Qua o poco più avanti. Forse poco più avanti. Allora questo è il 330 variante. Poi una volta magari lo proveremo. E qua c'è quella che ho fatto prima. Rio Perdum Arras, Miniere Arenas, eccetera eccetera. Adesso io vado giù di qua. Poi svolto a sinistra e poi nuovamente a destra, se non ricordo male. Adesso qua la strada diventerà di nuovo un pochettino sassosa, ma comunque è praticabile. Mettiamo un po' l'assistenza così facciamo meno fatica. Allora, questo è il punto che ho fatto dell'andata. Comunque posso dirlo, santo motore elettrico quando l'hanno inventato. Non sarà il motore a scoppio, però ti permette di andare in salita senza faticare più di tanto. Tanto dove è troppo sassoso la bici bisogna portarla a mano, quindi... Però per tutto il resto si può andare tranquillamente.
a pedali senza fare troppa fatica. È una buona alternativa alla moto, sicuramente molto meno inquinante, silenziosa, comunque si riesce ad andare lo stesso. L'interessante è quello. Ragazzi, guardate qua che compilation di piante spinose che c'è. Questa è una che già di quelle disgraziate che va bene, perché le spine sono belle aguzze, va? Ma poi ci sono queste specie di carciofi spinosi che non so se è la stessa famiglia. Anche queste sono terribili, eh. Qui c'è tutta una giungla di piante spinose, non capisco se le hanno piantate apposta. Guarda che roba, questi pungono da far paura. Per carità. Saranno piante endemiche del luogo, ma se finisci con le ruote sopra queste cose è fregato. È difficile credere che qua fosse una residenza estiva. Eppure qua ci abitavano i padroni della miniera. Incredibile. O forse era una delle proprietà dei padroni della miniera. Perché in realtà, se non sbaglio, anche l'agriturismo per Daniedda era il punto dove abitavano questi qua. Non mi ricordo il nome della famiglia. Comunque questa qui era proprietà loro. Adesso ormai è tutto crollato. Penso proprio che non ci abiti più nessuno da un bel pezzo in questo posto. Tant'è che sono addirittura spuntati gli alberi. Andiamo a dare una sbirciata, ma giusto per... muri di sassi. Sì, qua è spuntato proprio addirittura un albero. Chissà cosa cavolo c'era qua dentro. Un'abitazione? Boh. Forse era una sorta di magazzino per... Cacchio, queste mura avranno tanti di quegli anni. Questa roba qua avrà sicuramente almeno 200 anni, credo. Andare a costruire qualcosa qua sopra, cosa potesse servire? A meno che era un ricovero delle bestie. Non credo che fosse uso abitazione, perché è troppo diroccato. Sta roba qua è stata messa su un bel po' di tempo fa, secondo me. Opla. Però hanno usato anche un po' di mattoni per fare le volte. Che razza di posto. Desolazione totale. Quello cos'era? Un pozzo. Pensa un po' te. C'era pure un pozzo. Qua c'erano 3 piantine spinose. Qualche rovo. Eh sì, questo era un pozzo. Oh, chi l'alza sta roba? Una parola. No, era un pozzo questo comunque. Quindi erano anche autosufficienti dal punto di vista dell'acqua. Ok, andiamo verso la macchina, va? Per oggi mi sono divertito abbastanza. Prossima volta poi andiamo magari verso le cascate di Piscina Irgas. Comunque posso dire che non ho per niente patito il caldo nel giro di oggi, anche perché qua è tutta foresta, per cui beh, pigliamo la bici. Ok, ultima fatica per arrivare all'auto. Dicevo, ultima fatica per arrivare all'auto su questa strada abbastanza sassosa. Mi sono fatto ancora un pezzo praticamente per andare giù verso
le cascate di Piscina Irgas, però ormai è tardi, non c'è più tempo. Adesso mi faccio la pedalata al contrario, arrivo alla macchina e per oggi la pianto lì. Comunque sono piuttosto soddisfatto. Ho visto parecchie cose interessanti. Bel giro. Persone incontrate, a parte la coppia inizio giro che voleva arrivare alle cascate a piedi con le ciabattine da spiaggia, nessun altro, soltanto 2 persone inizio giro e basta. Fantastico. Fantastica questa vegetazione galleria. Accidenti, che razza di posto. Occhio alle pietre. Là sotto c'è l'agriturismo per Danieda dove ho lasciato la macchina, e poi Domus Novas dovrebbe essere lì alla base. Domus Novas e Villa Massargia, quella è la vallata che poi porta verso Cagliari. Il giro di oggi è stato veramente spaventoso, veramente molto solitario, però ne valsa la pena.